Concessione balneari, la Corte UE boccia l'Italia, non ci sarà un rinnovo automatico e servono le gare e quindi applicare la direttiva Bolkestein. Per saperne di più siamo andati a Rosolina e a Sottomarina per sentire i rappresentanti politici e dei balneari cosa ne pensano. Assessore Alessandra Patrian, Comune di Rosolina, cosa ne pensate voi e cosa ne pensano gli operatori di Rosolina? Buongiorno Leandro, diciamo che è stata una dura pronuncia e quindi noi da quando siamo saliti all'amministrazione ci siamo trovati proprio a novembre con questa sentenza che all'inizio non sembrava così forte, invece adesso, come abbiamo sentito anche dalle ultime pronunce, non lascia nessun scampo. Noi ci stiamo preparando come amministrazione, io ho la delega anche al demanio e quindi non è semplice gestire questa grande situazione di incertezza. Ci stiamo strutturando come ufficio per dare proprio l'opportunità e quindi agli operatori di procedere a questa gara con evidenza pubblica nella trasparenza, nella miglior trasparenza possibile, cercando anche di dare in mano comunque a loro anche un ufficio formato da professionisti che gli possa dare una garanzia di trasparenza e di qualità nella gara che si dovrà effettuare, sperando proprio che ci sia una pronuncia da parte del governo anche per quanto riguarda i ristori e quindi un riconoscimento anche agli attuali concessionari di quello che hanno fatto in questi anni. Ecco, tutti gli operatori sono a rischio. Sappiamo che a Sottomarina, nella vicina Sottomarina, una parte hanno già le concessioni ventennali. A Rosolina? A Rosolina c'è qualche concessione che è già ventennale, quindi possono stare tranquilli per il momento. Gli altri, quindi ne abbiamo circa una settantina che andranno a gara, quindi diciamo che la situazione, soprattutto all'inizio di una stagione estiva, è di incertezza e quindi possiamo capire benissimo lo stato d'animo degli operatori. La criticità ci sono da 13 anni, da quando i vari governi non sono mai intervenuti in una applicazione corretta della direttiva Bolkestein, che oggi però è un po' antesignana sulle cose, nel senso che applicando una legge regionale che esiste dal 2002 ha fatto sì che gli operatori, circa un terzo degli operatori di Chioggia, potessero avere un titolo concessorio che superasse il sessennio, arrivasse fino a 20 anni in virtù degli investimenti, con le procedure di evidenza pubblica così come previste dalla Bolkestein. Poi magari ragioniamo se la Bolkestein sia giusta o meno, però a norma di legge abbiamo fatto questo, quindi circa 150 concessioni che presente stabilimenti balneari, chioschi, campeggi piuttosto che, quasi un terzo hanno un titolo che supera il sessennio. Altre 37 istanze sono state pubblicate, stanno seguendo l'iter previsto dalla 33 e quindi conforme alla Bolkestein e arriveranno, credo, a perfezione entro i primi dell'estate. Quindi sotto questo punto di vista Chioggia è abbastanza serena. Ne rimangono fuori parecchie, questo perché alcuni non potevano fare investimenti, hanno dei problemi legati un po' ai progetti che non sono conformi, non sono compatibili ai piani attuali, e altri perché volevano vedere effettivamente la sentenza o cosa vuole fare il governo. Oggi c'è questa sentenza interessante che non ci sorprende e il governo deve però correre, perché è vero che nella legge che ha fatto il 27 di febbraio prevede la mappatura delle concessioni, speriamo lo faccia e speriamo emettano i decreti entro luglio, così dare un po' più di serenità agli operatori. Ma è giustificata la paura che si ha che arriveranno capitali stranieri, tutti questi investimenti che sono stati fatti in tutti questi anni potrebbero essere stati vani, o è una paura più atavica di qualcuno che arriva? No, ma sai cosa? Credo ci sia questa attenzione verso il balneare molto importante e secondo me anche data da una narrazione non corretta. A Pescara, qualche anno, 3 anni fa, hanno assegnato 8 lotti che erano concessioni demaniali marittime e appunto disponibili libere da concedere, le hanno concessionate. Gli assegnatari dopo 8 mesi le hanno riconsegnate, questo perché hanno scoperto, non ci vorrà molto a capirlo, che tu hai in testa, non so, l'idea voglio gestire una spiaggia facilissimo, poi scopri che ti scontri contro una burocrazia e una tempistica tale che i tuoi investimenti li vedrai a frutto fra qualche anno. Quindi questa paura può esserci, ma legata soprattutto a persone che magari pensano che sia facile gestire un'attività privata, soprattutto sul demanio. E quindi questa pure può anche essere. Qualcuno dice, beh, tanto così che se si paga poco andiamo in spiaggia. Ti faccio un esempio, ieri c'era un caso di un operatore che paga 25.000 euro di concessione, che detta così dice, vabbè, insomma, sembra quasi l'argent de poche. Ha una concessione di 20 anni, però questo dice, attenzione, vero che io pago 25.000 euro, ma è vero che ho realizzato un'opera che oggi mi costa 1,5 milioni. Quindi tu devi
spalmare quei 1,5 milioni in 20 anni. Sei sicuro che veramente non si paghi così poco? Quindi una preoccupazione c'è anche, questo è legittimo che ci sia.